Quinta giornata d'andata nel campionato di Serie B femminile. Il Padova, dopo un avvio di stagione difficilissimo che l'ha visto affrontare praticamente quasi tutte le big del girone, punta adesso alla prima vittoria stagionale in via Vermigli. Ospita l'Orobica Bergamo per provare a centrare i primi 3 punti, ma partono meglio le lombarde che calciano questa punizione con Merli che finisce fuori. È un buon Padova comunque che fa vedere i progressi già emersi contro Inter e Milan. Qua ci prova Spagnolo da fuori, nessun problema però per il portiere. La partita è aperta, anche le bergamasche si dimostrano comunque una formazione molto fisica e anche pungente in avanti. Qua c'è questa azione un po' insistita, alla fine deve salvare in qualche modo Martina Donà. Ancora Orobica, lancio lungo per questa conclusione di Madaschi che termina alta. Il Padova comunque si fa vedere con Saggion sistemata ancora dietro le punte, che pesca l'inserimento di Spagnolo che va al tiro ma non colpisce benissimo, la palla termina alta. Poi attenzione, c'è questo infortunio di Catuzzo che deve uscire. Sul calcio di punizione seguente Claudia Ferrato torna così al gol dopo più di 5 mesi. Il rientro dei bomber Ferrato che con questa bellissima punizione di destro porta in vantaggio il Padova, ma come detto le biancoscudate sono molto sfortunate perché nell'occasione della punizione si fa male Catuzzo, sospetta frattura al setto nasale, così è costretta a uscire, già la coperta è corta. Murru deve ancora rivoluzionare la squadra, ma nel secondo tempo arriva la seconda mazzata. Martina Donà esce così, prende il pallone con le mani fuori dall'area di rigore, l'arbitro non può far altro che espellerla e quindi il Padova rimane anche in 10 uomini. Entra il secondo portiere Orlando, le fa spazio una punta a Nicoletto e quindi il Padova adesso deve cercare di difendere assolutamente il gol di vantaggio segnato da Claudia Ferrato, però l'Orobica spinge. Al 17° minuto del secondo tempo arriva l'1-1 con il gol di Cristina Merli. Qua si era protestato per una sospetta posizione di fuorigioco, ma forse è in linea Cristina Merli che va a segnare quindi l'1-1. Continua ad attaccare la formazione bergamasca, qua invece con Luana Merli che entra in area di rigore. Il suo tiro però termina alto. È un assedio quello delle bergamasche. Qua c'è il colpo di testa di Poeta che però viene parato da Orlando. Si arriva al 27° minuto, la difesa del Padova è messa male e ancora Poeta segna il 2-1. Non riesce quindi a resistere agli assalti avversari il Padova, che subisce anche il secondo gol. Poi prova a gettarsi in avanti la formazione di Murru, ma non riesce ad andare al di là di alcune mischie da calcio d'angolo e così nei minuti di recupero rischia anche il tris, ma arriva una nuova sconfitta per il Padova che perde 2-1 contro l'Orobica a Bergamo e adesso potrà godere del turno di riposo.